Grazie Presidente. Questo è un emendamento che per la verità non è la prima volta che presentiamo e che è finalizzato a portare l'attenzione di questo Consiglio sul tema dei consultori familiari, che è una grande conquista del sistema sociosanitario e che però evidentemente non è adeguatamente supportato in questa regione in particolare. Non devo ricordare in quest'Aula la sottodotazione degli organici ormai cronica dei consultori familiari in Veneto, non devo ricordare il numero assolutamente insufficiente rispetto agli standard nazionali del numero dei consultori presenti nella nostra regione. Rimane che sono un presidio fondamentale per la tutela della salute delle donne e delle famiglie. Noi pensiamo che su questo servizio si possa costruire un'innovazione profonda nei servizi sociosanitari a favore delle famiglie. I consultori nascono con questa finalità di essere un supporto fondamentale per tutte le donne dall'inizio alla fine della loro esistenza. Lo dico perché c'è una discussione in atto in questa regione che ha visto limitare l'accesso ai consultori familiari per le over 65, decisione rispetto alla quale siamo intervenuti e che stiamo provando a correggere attraverso interventi puntuali. I consultori però sono un luogo nel quale le donne e le famiglie possono trovare risposta ad una serie di bisogni sanitari e sociali fondamentali, che molto spesso non trovano e non possono trovare risposta, per esempio nei presidi ospedalieri, per esempio presso il medico di base. Noi con questo emendamento vogliamo ribadire due o tre passaggi fondamentali. Il primo: i consultori sono un patrimonio fondamentale della sanità territoriale e di prossimità. Svolgono e hanno svolto una funzione fondamentale nell'emancipazione della donna, nella costruzione di una medicina di genere e nella possibilità per le donne e per le famiglie di trovare un luogo nel quale vedere soddisfatto il proprio bisogno di salute. Si festeggia in questi giorni il 50° anniversario della fondazione dei consultori. E a noi sembra fondamentale che anche la Regione del Veneto dia un segnale incontrovertibile in questo senso, che vuole ribadire la centralità dei consultori familiari nella nostra offerta territoriale e che vuole significativamente indicare i consultori come il luogo nel quale le famiglie trovano delle risposte. Ci sono oggi delle categorie che sono fortemente esposte a alcuni rischi, le donne, ne abbiamo parlato moltissimo, ma principalmente vorremmo ragionare oggi con questo emendamento della collega Zottis, che ringrazio, lo facciamo con puntualità, la questione delle nuove generazioni, dei ragazzi e delle ragazze che in questo momento, in particolare in questa regione dove non esiste un servizio strutturato di psicologo di base, sono molto spesso vittime di difficoltà sotto il profilo psicologico, incapacità di affrontare anche le situazioni complesse a cui sono chiamati, la necessità di avere gli strumenti culturali per potersi relazionare anche con le grandi sfide che la crescita, l'adolescenza e la pubertà pone di fronte loro. I consultori familiari possono essere un presidio strategico. Già molte aziende ospedaliere della nostra regione hanno attivato, ad esempio, presso le scuole dei servizi di supporto psicologico per gli studenti, in una modalità che non si limita a mettere a disposizione i luoghi del consultorio per ricevere, ma che porta il consultorio come servizio nei luoghi dove i giovani maturano la loro esperienza di vita e la loro esperienza scolastica. Questo è un esempio di come non è detto che il bisogno debba andare a trovare la soluzione nei luoghi preposti, ma può essere la soluzione che va dove il disagio può maturare, può essere incrociato. Ovviamente servirebbero molte più risorse e servirebbe un investimento politico dal nostro punto di vista molto più incisivo nella funzione dei consultori familiari, perché sono oggettivamente uno dei pochi luoghi rimasti per la tutela della famiglia, della maternità e delle necessità per le giovani generazioni. Questo è un emendamento col quale ancora una volta vogliamo portare all'attenzione di questo Consiglio regionale una delle tante questioni dove si fa, ma si potrebbe fare oggettivamente molto di più. Cosa manca oggi ai consultori? Intanto, Assessore Lanzarin, ne servono di più. La Regione del Veneto ha un numero di consultori in proporzione agli abitanti e alla popolazione inferiore agli standard previsti a livello nazionale. 1 ogni 20.000 abitanti, dice la legge. Siamo lontanissimi da questo obiettivo. Lo dico a proposito dell'eccellenza, della qualità,
della capacità di primeggiare sulle questioni cruciali. Questa è una grande questione cruciale rispetto alla quale la Regione del Veneto è indietro. Quindi un investimento maggiore nella presenza capillare dei consultori, perché proprio per diciamo, la finalità con la quale sono pensati è impensabile scollegarli a un radicamento e una presenza territoriale diffusa. Seconda questione, non sono solo troppo pochi, sono anche sottodotati sotto il profilo delle professionalità che si trovano dentro i consultori. Per questo ne riteniamo che andrebbe ripensato il servizio del consultorio anche in una logica di integrazione con quello che avverrà dentro le case di comunità, che possono essere dei luoghi che si sommano ai servizi dei consultori. E infine noi chiediamo, anche per la complessità sociologica di cui abbiamo parlato lungamente in questa giornata, che anche la gamma dei servizi e delle prestazioni che i consultori mettono a disposizione possa essere modificata, ampliata, variata in base ai bisogni della popolazione. Insomma, noi chiediamo alla Regione del Veneto di credere nella scommessa dei consultori familiari come luogo dove si gioca un pezzo rilevante della salute e dei bisogni della nostra società, delle famiglie, delle donne e degli adolescenti. Lo chiediamo con questo emendamento, lo pretendiamo oggi nel giorno in cui festeggiamo il 50° anniversario di una grande scommessa che abbiamo provato a raccogliere, ma che ancora molto c'è da fare per poterla trasformare appunto da scommessa a fatto concreto.